La giuria è pronta? Dov'è? No, ci voleva bene la sua canzone, Diamo una sigaretta. Cerchiamo di creare un po' di Dance, però? Volevo soltanto dire a tutti che io sono un animale selvaggio, esco un attimo fuori dagli schemi, quindi preferisco un attimo distaccarmi da questo, lasciare ai giovani l'opportunità di metterci in mostra. Rilasciamo un'intervista al mio amico Marco Iacobelli, amico di tante serate. Serate spericolate. Serate spericolate. Ma il tuo costume? Il mio costume da leone, la serata continua alla grande tra fiumi di alcol, fiumi di rosso e... Hai visto? Ogni buon friulano direbbe vino fa sangue, rosso fa sangue e noi facciamo sangue, via! consulto con la giuria. Allora, tanto le sere sempre quelle, noi siamo maschi, lo sappiamo. La tipica scusa da una ragazza per dire a un ragazzo che non lo vuole. Sono amici. Bellissimo quello che conosce la mia storia, quindi andiamo avanti. Numero 6, il suo nome è Chicco, che lo siete tutti. Una donna che non vuole fare sesso, cosa mi dice? A little bit of headache, tradotto un po' di mal di testa e la risolviamo, avanti! A Luana chiedo una bella cosa, anche perché il nome tanto è un programma. Mollare il proprio ragazzo, la scusa tipica. Rifletti. Non valgono i consigli? Ti voglio un mondo di bene, ma non ti amo più. Molto bene, un applauso! Totalmente nella parte. Secondo dato Mario Corrente, numero 10 qua vicino a me, la suona sorella Maria Massimo. A te chiedo. Come puoi dire a un ragazzo che è innamorato follemente di te, che non te ne fotte un cazzo? Potrei essere cattivo. Non fare l'offensivo. Per mollarlo? Sì. Oddio. Non so, cosa prendere spunto da te, Antonio? Sei il mio confidente preferito. E un applauso alla faccia di merda! Meno male che sono ubriaco. Spindaci! Che bontà! Di nuovo un giorno per tutti, avanti, vai! Quindi continuiamo a ballare, il movimento è sempre avanti. Dio vi benedica a tutti, buon carnevale 2011, andiamo avanti! Concorrenti che siete fuori. Ciccio e Baia. Michele, vieni dentro. Ti ho messo per guarire la Va bene. preciso partito, ha vinto il massaggio del Porto. Il DJ è passito nonché scandalizzato. Ecco a lei il premio, un bel massaggio da anima e corpo. Un applauso per Chico! No, al contadino ne fa sapere quanto è buono le vino. Sorelle, tutto qua.
Occhio, occhio il Sì. È una scrittura aliena o sbaglio? Questa o questa? Siamo al Caffè Bonsai di Palmanova. Oggi è l'8 marzo, abbiamo organizzato il veglione di carnevale. Il titolo della serata è What Women Want, cosa le donne vogliono. Abbiamo approfittato per fondere la festa della donna con il carnevale, proponendo una sfilata di uomini travestiti da donna, che è stata poi l'attrazione della serata. Vi ringraziamo, siete stati veramente numerosi, ma mai come i coriandoli che mi avete lasciato sul pavimento. Vi terremo aggiornati su altre serate sul nostro profilo di Caffè Bonsai su Facebook. Franca e Fedora vi salutano.